Sono Alberto Baroni. Da una vita scrivo poesia e sono tra coloro che si sono iscritti a Poeti 2000 pochi giorni dopo la sua nascita nel lontano settembre 2022. Vederlo crescere di giorno in giorno e assumere la sua attuale veste di internazionalità è stata un'esperienza entusiasmante. Ciò grazie soprattutto al lavoro pieno di passione di Carlo Molinari, che ho sempre cercato di coadiuvare in ogni sua iniziativa. Una vita virtuale che ha preso via via il tratto di vita reale, vissuta accanto a tanti amici, tutti legati dalla stessa passione, la poesia. Per questo mi dispiaccio di non essere presente a questo convivio e di non poter abbracciare quei volti che ormai da anni mi sono familiari. Detto questo, auguro lunga vita e ogni bene a Poeti 2000 e ringrazio l'Associazione Artiglio per la collaborazione e l'opportunità che ci è stata offerta e che ci ha permesso di realizzare questa manifestazione. Un abbraccio a tutti e buona giornata di poesia. Ciao, sono Maria Alejandra Teresa Alburjas Rojas. Sono in Venezuela, separata dall'Italia da 15 ore di volo e dall'Oceano Atlantico, ma unita all'Italia attraverso la poesia. Io e Carlo Molinari ci siamo conosciuti anni fa attraverso i social network e da quel momento è iniziato lo scambio di idee su Poeti 2000 e anche la condivisione di tantissime esperienze che, anche a distanza, ci hanno permesso di creare forti legami di amicizia. Sono entrata in Poeti 2000 attratta dalla poesia e continuo in Poeti 2000 perché oltre alla poesia si respira aria di vera amicizia. Spero che vi piaccia l'evento poetico Poeti 2000 Live. Spero che godiate soprattutto della reciproca compagnia. Spero che mi portate con voi nelle vostre passeggiate per le vie di Conigliano. E anche spero che questo evento diventi il primo di tantissimi eventi. Un saluto agli organizzatori dell'evento, un saluto a Carlo Molinari, creatore di Poeti 2000, un saluto alla grande famiglia di Poeti 2000. Abbracci e baci, Maria. Buongiorno a tutti, sono Monica Fornelli e faccio parte di Poeti 2000 e non potendo esserci approfitto di questo audio per salutare tutti voi che avete risposto all'invito appunto di Poeti 2000 e a questo incontro meraviglioso di condivisione poetica. Spero davvero che possiate vivere momenti sognanti, magici, incantati che solo la poesia sa realizzare. E io sarò con voi perché laddove c'è la bellezza in ognuno di noi viene fuori attraverso una nota poetica, no? Attraverso le nostre parole, lì c'è condivisione, ma c'è anche un collegamento di cuore. Quindi un abbraccio poetico a tutti e viva la poesia sempre. Ciao a tutti cari amici poeti, sono Rossella Laporta, mi dispiace non essere presente fisicamente con voi perché vivo nella lontana Puglia e arrivare fin lì per me sarebbe stato veramente un'impresa, quasi un'odissia.
Con il cuore e con la poesia sono lì con voi. Ringrazio di cuore per il tanto affetto che ho verso di lui Carlo Molinari, l'organizzatore di questo meraviglioso evento, un suo sogno che si realizza. Faccio parte del direttivo di Poeti 2000 e ne sono orgogliosa perché mi permette di nutrire questa mia passione ogni giorno, o meglio, forse ogni minuto della mia giornata, per poter creare e scavare dentro di me per trovare parole che diventano poesia. Buona poesia a tutti e buon Festival della Poesia. Salve a tutti Poeti 2000, da Linda Longo, da Torino. È un piacere essere qui tutti insieme per dare voce alla poesia, che oggi più che mai è una delle forme di comunicazione più efficaci, perché arriva dritta al cuore. Poeti 2000 rappresenta un esempio eccellente di come la poesia possa essere una comunità viva e pulsante. E quello che mi piace in modo particolare di questa iniziativa è il fatto di condividere il mondo interiore di ognuno di noi attraverso il verso. E seppur celebrando voci e stili differenti, siamo uniti da un'unica passione, quella per la bellezza della parola. La parola crea il colore come il pennello del pittore sulla tela e dona la sua immagine. La poesia è un ponte e Poeti 2000 lo dimostra ogni giorno in un dialogo che supera i confini geografici e culturali. Grazie per esserci e per far crescere questa bellissima comunità. Poetry is a bridge and Poeti 2000 proves this every day in a dialogue that transcends geographical and cultural boundaries. Thank you for being here and for helping this beautiful grow. Best regards. A tutti voi un saluto dalla Sardegna. Sono Anna Rita Pani e pur non essendo una poetessa, bensì un'autrice di racconti brevi, ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere e collaborare con Poeti 2000 fin dalla sua nascita, grazie a Carlo Molinari. A malincuore non posso essere presente con voi nella Bella Conegliano, ma ci tenevo a mandarvi comunque un pensiero, un saluto e un ringraziamento. Un ringraziamento perché grazie alla vostra poesia rendete il mondo più bello e questo è un po' lo spirito di Poeti 2000. Condividere il bello, condividere l'arte, condividere la poesia, che è un po' lo specchio dell'anima del poeta che la crea. A tutti voi semplicemente grazie per condividere i vostri versi col mondo e grazie per essere presenti oggi a Conegliano. Cari amici poeti, sono Cinzia Moscotto, scrittrice di pensieri. In occasione della giornata mondiale della poesia e dell'inizio della primavera, voglio augurarvi che si rinnovi ogni giorno la gioia nei vostri cuori e che le parole dei vostri componimenti siano speranza per ogni lettore, siano rifugio che dona tepore nei freddi momenti in cui il vento della vita a volte soffia senza cautela. Vi soffio il mio fiorito saluto primaverile e condivido, seppur a distanza, questo momento di festa, augurandovi buona poesia a tutti. Ciao a tutti, sono Pizzarotti Cinzia e vi mando un saluto da Lucca. Purtroppo non posso essere lì con voi a questo splendido evento che dà la possibilità ad alcuni poeti di farsi conoscere anche in carne ed ossa. Faccio parte della ormai grandissima comunità poetica di Poeti 2000, di cui anche Poeti 2000 Sud America, Poeti 2000 Centro America e Caraibi e Poeti 2000 Europa, di cui sono umile amministratrice con altri illustri colleghi, Tiziana Foiesi, Christos Charakopoulos,
mi perdonerà la pronuncia, e non ultimo Carlo Molinari. È l'ideatore di questo grande movimento poetico ed è riuscito ad unire mezzo mondo a conferma che la poesia può essere il linguaggio senza barriere né confini. È con il filo inesoribile della poesia che vi auguro un buon proseguimento in questa splendida cornice di Conegliano e i suoi dintorni. Buona poesia a tutti!